Cari friulani, amici delle stelle, grazie ai contributi dei nostri sponsor festeggiamo un nuovo salto in avanti della nostra stazione radiofonica. Grazie alla Mariute abbiamo la nuova linea telefonica con questa innovativa tecnologia che si chiama Duplex, signori. Siamo nel futuro. Chiamate 0432 88 88 88 che sono i numeri dell'infinito. Chiamate. Mamma, ascolta, te devi essere orgogliosa di me. E governo una nuova attività, eh? Come cosa? Un B&B, un Boba in the Borgo. I prezzi sono convenienti. Mi punto tutto sulla mezza pensione. La tua mezza pensione. E come sarebbe che non te ga? Cioè, come sarebbe che te ha speso tutto per la gigantografia del Marco Stabile? Non so. Come femo adesso? Come femo? Ascolta, ma ti non te avevi un fratello? Ti sa come posso trovarlo? Signori, abbiamo la prima telefonata della storia di Radio Tavagnaco International. Forza fratello delle stelle, esprimiti, facci sentire la tua fiera voce friulana. Facci pure la domanda che ti assilla da sempre, su forze, chiedi pure. Chi sei? Da dove parli? Ciao zio, sono il tuo nipote preferito, Walter, o Gualtiero se preferisci. E niente, siccome qua il piatto piange, ho sentito l'esigenza di chiamarti, Allora, nipote triesticolo nulla facente, questo non è lo spazio per parlare di cose familiari. Qui si parla di cose importanti, dei fratelli delle stelle. E allora sei il posto giusto, Essendo io il figlio di tua sorella, che mi pare che tua sorella sia già abbastanza UFO, per dire. Allora, caro nipote triesticolo, qui si parla di extraterrestri. Se hai esperienze puoi parlare, altrimenti arrivi odis. Hai esperienze? Codindio? Sì, ascolta zio, te mi ricordi quell'attore Tony Curtis, solo che ti non te son Tony, ti te son Brazzetti Curtis, e te mi mogli un cinquantutti? Vai a lavorare, vieni ad arare i campi, triesticolo nulla facente, vergogna. Arare i campi, è buono, Ara i campi, zio go arato, e caccia la pilutti, stai? Amici delle stelle, scusateci, ma per oggi chiudiamo la linea telefonica per cause di forza maggiore. È buono, Zio non molla la pila. Che delusione. Questo tio è un poco cagacati però, Obbedino. Gualtiero! Stefano! La mamma è tornata a casa!